In siciliano, l'un finfirinfi è un termine che si riferisce e rappresenta il male e la disonestà. Il proverbio, cita li sordi fatti disonestamente li sprechi con spese senza testa, vuole quindi sottolineare che i soldi guadagnati in modo disonesto, come quelli ottenuti attraverso il furto o l'inganno, sono destinati a essere persi o spesi in modo frivolo e senza criterio, perché provengono da una fonte malvagia. Ecco alcuni altri esempi di come il termine luenferirinfi viene usato in siciliano. Se non ti scansi, ti piglia luenferirinfi, se non ti sbrighi, ti prende il diavolo. Hai fatto una cosa di luenferirinfi, ho fatto una cosa da diavolo. Sta luenferirinfi, prima o poi si brucia. Chi sta con il diavolo, prima o poi si brucia. In questi esempi, il diavolo è visto come una figura che porta sfortuna, tentazione e perdizione. La sua presenza è associata a negatività e malvagità. Tuttavia, è importante ricordare che la figura del diavolo nella cultura siciliana è complessa e sfaccettata. Non è solo un simbolo del male, ma anche di astuzia, ironia e persino di ribellione. In alcuni casi, il diavolo può essere visto come un personaggio burlone che punisce i prepotenti e aiuta i deboli. In conclusione, il termine luenferirinfi in siciliano rappresenta il male e la disonestà, ma la sua figura è ricca di sfumature e simbolismi che riflettono la complessità della cultura siciliana. Ora vi dico in siciliano, luenferirinfi è un termine che si riferisce al diavolo. È una parola dialettale che deriva dal latino infernus, che significa inferno. Qualunque sia l'attività che ti porta a essere disonesto per trarre dei vantaggi economici personali, è un atto dannoso e perseguibile a termini di legge, quindi saresti soggetto anche ad arresto e condotto in questura per essere giudicato e processato per direttissima. Non devi necessariamente recarti in un posto e rubare di persona, anche rubare identità è uguale. Li sordi di luenfinfaierinfi si li mancia l'unfinfaierinfa, il proverbio era questo. Il video volge al termine, comunque spero ti sia piaciuto anche se la traduzione faceva pena, lascia un mi piace e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video, grazie.